I dati appunto di questa modestissima ripresa economica, così dicono, sono legati soprattutto alle esportazioni, alcune aziende, perché non è il sistema tutto che ha ripreso. Dall'altra parte un settore che diciamo soffre un po' meno e sta reggendo un po' meglio, anche qui non in modo omogeneo, è il settore del turismo. Questa sia nelle città d'arte sia nelle località di mare. Ad esempio il Veneto quest'anno, la nostra costa adriatica, rispetto con qualche flessione rispetto all'anno precedente, però ha tenuto bene sia da un punto di vista dei numeri che anche diciamo del fatturato, e quindi anche qui la valutazione va fatta anche rispetto al contesto che ti circonda. È ovvio che se guardi indietro probabilmente gli anni precedenti andavano meglio, però in un contesto che vede una flessione complessiva diciamo della spesa delle persone, pensiamo soprattutto al commercio, dove lì la flessione è una flessione, cioè possiamo definire una grande recessione dei consumi che sta provocando la chiusura di tantissime attività. Noi stiamo assistendo alle città che hanno anche nella parte centrale e quindi i luoghi più diciamo con una maggiore vocazione commerciale, registriamo delle percentuali che variano dal 10 e in alcuni casi anche al 20% di attività chiuse. E quindi il commercio è un po' la cartina tornasole di come vanno le cose, perché lì è legata alla capacità e quindi alla capacità di spesa e quindi alla ricchezza di una società, e quando la gente non spende i negozi chiudono e si capisce che la crisi è molto forte.